Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Allora Fioi, siamo sempre a 3 punti di vantaggio sul Chelsea e oggi partita importantissima tra Leeds United e Liverpool e la prossima partita è anche contro Real Sociedad negli ottavi di finale di UEFA Champions League. Andiamo con la formazione super titolare, chiaramente non possiamo sbagliare un colpo in campionato perché il Chelsea veramente è secondo a soli 3 punticini, quindi l'è molto 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 dura. Il Liverpool è una squadra insidiosa, quindi purtroppo noi veniamo anche da parecchie partite perse contro le big. Abbiamo un conto in sospeso con il Liverpool, vendicatevi, tutti sono motivati. Io, ecco, teniamo il contropiede, non voglio rischiare cagate. E andiamo. E speriamo magari un passo falso del Chelsea nel derby con il Tottenham. Tensione proprio altissima, siamo già al 22esimo e ancora non è successo un cazzo. E io godo, vai back. Back, Timo Werner. Dai, fuori gioco di... No, rigore, cosa è successo? Gol di Werner ma non ho capito niente. Gol di Werner ma non ci ho capito un cazzo. Boh, rigore veramente, io penso, inventato dall'arbitro. Ecco la cupola cumendiana. Gol del Tottenham, attenzione, Capu è Tottenham 1, Chelsea 0. In questo momento siamo a +6, calma. Relax. È veramente un rigore inesistente, cioè non l'hai capito onestamente. Lucas Ocampos, Timo, cosa ha fatto Timo? Traversa senza un senso logico di Timo. Traversa senza un senso logico di Timo. Poteva essere il 2-0, poteva essere il 2-0, io non ci credo Beppe. Non ci voglio credere Beppe. Gol del Chelsea, Hazard, Tottenham 1, Chelsea 1, al 44esimo Hazard. Radio 2 figli. Continuate così, stiamo giocando anche bene, il problema è che se eravamo sul 2-0 era meglio. Attenzione, Pepone Reina, Pepone. Pepone per Johnson. Skirtle. Skirtle vede Pepone. Pepone a Kelly. Dai, prendiamoli, la pressiamoli, sti stronzotti. Bravissimo Royce, Marchetto Royce per De Bruyne per Mark Noble, Ocampos, di testa Royce, e sono 2 Royce, 2-0, Leeds 2, Liverpool 0, al 51esimo Royce. Grandissimi ragazzi, grandissimi, cioè stiamo giocando veramente in maniera splendida, non stiamo sbagliando niente. Dopo purtroppo le sconfitte con lo United e la prestazione negativa con il Chelsea, stiamo giocando bene con una grande campionato. Ocampos, Werner, Royce, traversa di Royce, seconda traversa di giornata per il fenomeno Royce. Questo Leeds è sontuoso, siamo tornati a vedere un Leeds sontuoso fuori di Napoli, di niente. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Gol del Chelsea, purtroppo Oscar porta in vantaggio il Chelsea. Vai Boga per Ocampos e Ladley per Strootman. Ecco, in realtà non l'ho cambiato, era vaffanculo, guarda, cioè, quando si vedono sti vaneggi mi girano veramente i maroni. Comunque non c'è niente da fare, con le piccole, con le grandi dobbiamo giocare in contropiede. È così ragazzi, è così. Comunque il Chelsea 3-1, Mandzukic. Niente da fare, siamo sempre solo a +3. Dai fischia arbitro, andiamo a casa con questo 2-0 perentorio, Royce. Attenzione, Steven Gerrard. E finisce qua, 2-0 sontuoso, un 2-0 sontuoso. Sono molto felice ragazzi. Ragazzi, è sempre importantissima alla Noeta, ottavi di finale di UEFA Champions League. Real Sociedad Leeds. Chiaramente confermata la squadra del
come si dice, confermata la squadra del campionato contro il Liverpool, però qua è chiaro che ci giochiamo qualcosa di importante, sarebbe bello arrivare almeno ai quarti, le possibilità ci sono anche tante, perché Sociedad è una buona squadra, ma sicuramente non, cioè, sono favorito. Andiamo ragazzi, dimostriamo al mondo che questo Leeds può dire la sua anche in Champions. Vai Fiore, proviamo ad attaccarli, con la Sociedad voglio provare ad attaccarli, non sono una super big, quindi ce la possiamo fare. Attenzione, Timo, dopo un minuto, subito forse il gol. Ma c'è il gol di Royce! Scandaloso Royce, dopo 20 secondi. Non si calma. Relax, relax, relax. Un gol dopo 20 secondi fuori casa in Champions League è qualcosa di fenomenale. Dai ragazzi. Attenzione, Yang Ambiwa, strepitoso, sontuoso, meraviglioso, indecente, quanto è bello. Yang Ambiwa, De Bruyne, Kevinone vede Timo, Royce, De Bruyne, Kevin, De Bruyne, 2-0. Mamma mia che Leeds, mamma mia che Leeds. Bravissimo Dorian, ragazzi, stiamo tornando in forma. Ocampos 3! Ocampos 3 gol! 8 minuti, 3 gol! Signori, this is come? This is Liverpool. Non ci credo ragazzi, non ci credo cosa stiamo combinando. L'Al Madrid è 2-0 a Gelsenkirchen contro lo Schalke. Gol anche dello United. Veramente io non ho mai visto un Leeds così, cioè... Noi abbiamo queste partite che quando ci svegliamo non ce n'è per nessuno. Werner, De Bruyne, Roberto, attenzione, va, Vidal, gol, De Bruyne, Timo, Nobel, attenzione, Ocampos, Lucas, mamma mia. Signori, che Leeds, Royce. Di testa Doria non ci arriva. Ritorna Marchetto Royce, numeri di Royce, porca trota. Attenzione, Beck. Mamma mia, signori che Leeds, Royce ancora De Bruyne, ancora Royce, di testa, ma bravo, il portiere bravo, è stato bravo. Oh, Dio mio. Mamma mia che Leeds, che squadra straordinaria. No, attenzione, stiamo calmi. Doria bravo, De Bruyne. Attenzione, José Angel. Golazzo, bel gol del Sociedad che accorcia le distanze con Xavi Prieto. 1-3, però 3 gol fuori casa ragazzi, non c'è... Mamma mia che partita la Noeta, calma adesso, calma, aspetta, andiamo sul controllo, mamma mia. Adesso un momento furioso del Sociedad, sulla linea gol, 3-2, incredibile. Mikel Gonzalez, 2-3. Incredibile la Noeta, incredibile. Adesso stiamo più tranquilli, 2-3 alla Noeta, attenzione Ocampos, Timo, fuori di niente, ma perché? Ce ne stiamo anche mangiando ancora, adesso ragazzi tutto riaperto, incredibile la Noeta. Royce, Liz, De Bruyne, Timo, fallo, Timo, niente, attenzione, Liz, Kevinone, Nobel, fallo, ancora non fischiato, Werner, Ocampos, ancora, ma puttana miseria! Ci stiamo mangiando un casino di gol, è incredibile, dopo 8 minuti perfetti. Attenzione ancora al Leeds, partita indescrivibile, Royce, Kevin Strootman, Yang Ambiwa, mettila in mezzo, bravo recupero. Una partita senza un senso logique, Royce, Yang Ambiwa in mezzo di testa Lucas, Ocampos, 4-2, signori, una partita senza senso veramente, mamma mia, 6 gol in 40 minuti. Mamma mia che partita, madunina del signor. Energico,
Possiamo fare meglio però ragazzi, perché non mi va questi due gol subiti così. Comunque non sono stati il massimo, ma comunque è una partita straordinaria. Dai, chiudiamola anche 4-2 a questo punto, cioè va benissimo, cioè 4 gol fuori casa, cioè se non passiamo veramente cioè, il colpo. Attenzione Courtois, 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 Courtois molto bene, Young Gambiwa, Kevinone, De Bruyne, attenzione Werner, Young Gambiwa, Royce. Cosa ha sbagliato Timo? Purtroppo potevamo essere 12-0 oggi, 12-2, se vuoi metterli proprio i due gol sti stronzi, ma veramente una partita che va al di là delle più rosee previsioni. Young Ambiwa, Xavi, Pietro. Attenzione Roberto, mamma mia, gol. Gol di Alexis Vidal, 4-3. Non c'è niente da fare, non c'è nulla da fare. Boga per Royce, Werner non è in condizioni accettabili e mettiamo anche Jorginho. Jorginho per Noble, che no, comunque ha bisogno di riposo. 4-3. Attenzione, gol del Leo, incredibile. Michael Gonzalez, 4 pari. Non so cosa dire, adesso sto incazzando però, offensivi. Scandaloso, scandaloso. C'eravamo 3-0 e 4-2. Incredibile. Incredibile, incredibile 4-4. Cioè non so cosa dire, fioi. Cosa stiamo buttando via Courtois? Doria, Jorginho. E il Goxa, miracolo di bravo. Non. Cioè sembra veramente il Milan Liverpool di Istanbul, fioi, cioè. È dura da accettare una roba del genere, cioè 3-0 e 4-2. Cioè, senza neanche rendermene conto, senza neanche rendermene conto. Attenzione, no, mamma mia, Giorginio, madonna, stavamo prendendo anche il 5-4. Kevin, e il Goxa fuori gioco del Gox. Troppo tranquillo ero già convinto di aver vinto. E invece questo è il calcio, ragazzi, ti punisce subito. Back, finita, 4-4. Vaffanculo, va. Aggressivo, disastro ragazzi, disastro. Vai ragazzi, andiamo contro il City in campionato. Ho fatto un cambiamento messo Jorginho come incontrista al posto di De Bruyne per avere un centrocampo un po' più cattivo. Sono molto deluso però, mi sono dimenticato anche di dire che visto che qualche partita non la registro, sono in finale di Capital One e vabbè, quello era sicuro perché avevamo una semifinale veramente agevole. Però siamo fuori dalla FA Cup, il quarto turno, ho perso addirittura 4-0 con Liverpool, quindi ragazzi non è un gran momento, cioè è incredibile, se penso che ero 3-0 e 4-2 in Champions fuori casa e tutto, pensare che adesso invece mi ritrovo in un momento negativo, almeno sono per carità in finale di Capital One, contropiede, adesso ho vincere il campionato in casa, ma la Champions League mi ha lasciato molto l'amaro in bocca perché le possibilità di passare sono comunque alte. Però se vinci 3-0 e 4-2 la partita deve essere chiusa, se sei una grande squadra la devi chiudere la partita, cioè punto e anche basta. E invece ho dimostrato di essere ancora comunque inesperti. E comunque 1-0 e passano loro, e quindi basta un gol beffardo. Ciao, il campo, sto gol di Timo, silenzio gol di Timo. Silenzio gol di Timo. Silenzio gol di Timo. Dai ragazzi, andiamo a vincerla. Andiamo a vincerla ragazzi, andiamo a vincerla. Andiamo a vincere di cattiveria ragazzi, voglio il 12-0, vai un 12-0, un 62-0. Incredibile, incredibile la partita di Coppa, cioè
Non so, veramente, non riesco a spiegarmi come è possibile buttare via una prestazione del genere. Cioè, i primi 8 minuti 3 gol, qualcosa di devastante. Cioè, boh. Attenzione, Timo, miracolo di Hart. Marchetto Royce, cross. Niente da fare. Ocampos, Lucas, Ocampos. Young and Biwa. Beck. Ragazzi, attenti, Jovetic, Company. Bravo Kevin. Lucas Ocampos. Recupera Company, ma riprende Young and Biwa. Strootman, Royce si invola. Ma Hart c'è. Dai, fioi, dai. Una grandissima Royce, ancora Royce che se ne va, Ocampos, Lucas, ma John Hart ancora. Dai che è finito il primo tempo, andiamo a riposo sull'1-0. Molto bene. C'è margine per migliorare però, c'è sempre margine. Noble, Lees, Beck, Royce, ma Strootman, attenzione, gol, e c'è l'autogol, 2-0, autogol di Joe Hart. Dai fio, andiamo a vincerla Beppe, andiamo a vincerla. (65esimo il tempo passa, i minuti scorrono veloci. Allora, scusate un momento di pazzia. Allora, mettiamo Kramer, così ridiamo un po' di... mettiamo Kramer e Ladley. Così diamo un po' di minuti anche a loro che devono comunque rimanere in ritmo partita. Dai, andiamo a casa, cazzo, andiamo a casa. Young Ambiwa, Ladley, Jorginho, Kramer, Ladley, sbaglia Ladley, Kramer, Beck, Ocampos, Beck, Marco Royce, 3-0, ma non voglio esultare. Non voglio esultare perché dopo quello che è successo in Champions, fiori, ho paura. Dai che mancano 10 minuti, Dai che è finita. Mancano 30 secondi, poi possiamo festeggiare una vittoria pesantissima in campionato, un 3-0 bello. È finita ragazzi, Leeds 3, Manchester City 0. Il godimento è superbo. Sempre 3 punti di vantaggio. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.